Continua a far discutere l'ipotesi di costruire un centro di identificazione ed espulsione di clandestini nel Veronese. Si parla di Dossobuono o di Sommacampagna e proprio da Sommacampagna ieri si è levato il grido di Progetto Nord-Est che non ne vuol sapere e annuncia mobilitazioni. La battaglia è già stata delineata, è solo a parole per il momento, ma non esiterà a diventare fisica sul campo. A dichiarare guerra all'ipotesi di un centro di prima accoglienza e di espulsione per gli immigrati a Sommacampagna, presso l'ex deposito munizioni sulla strada Caluri-Sommacampagna, è Progetto Nord-Est che ieri sera, nel corso di un incontro, presente il segretario regionale Foggiato, è stato non chiaro di più. Noi ci opporremo e faremo dei presidi, faremo innanzitutto coinvolgendo la popolazione, raccogliendo le firme, facendo un referendum se serve, ma soprattutto ci opporremo proprio fisicamente a questa costruzione. Rincara la dose il consigliere comunale di Sommacampagna di Progetto Nord-Est Nicola Giacopuzzi, che ha promosso l'incontro, sicuro che il territorio non accetterà mai un centro di accoglienza e che da là ha Foggiato. Maroni lo faccia a casa sua, lo faccia in Lombardia, il Veneto ha già dato ampiamente da questo punto di vista e noi siamo stanchi di mandare soldi a Roma, a Milano anche, a Torino, a Palermo, a Napoli e ricevere in cambio centri di raccolta dei clandestini con i problemi che creano. Non vogliamo una Lampedusa qui nel Veneto. Sentiamo ora altre notizie di oggi.